rappresenta l'unica lotta di massa frontale contro questa giunta nel Veneto, perché come il nostro capolista Zogli è stato ed è tuttora del coordinamento regionale delle inquiline e degli inquilini delle case popolari, molti altri protagonisti di quella lotta, che è stata molto importante nel Veneto, sono nelle nostre liste oppure sostengono le nostre liste. E questo è un punto fondamentale per dire che noi costruiamo la nostra proposta politica a partire da quello che sono le lotte che ci sono state sull'ambiente, sul lavoro, sulla casa. Un ultimo passaggio che secondo me è importante e che si lega a quello che ho detto prima: c'è un punto fondamentale oltre all'autonomia differenziata, oltre alle grandi opere eccetera, su cui la Lega insiste nel Veneto, ed è il fatto che la Lega in questi anni, abolendo la quota regionale dell'IRPEF regionale, non ha messo in tasca le mani in tasca ai cittadini. La vicenda della legge regionale sulla casa, come la questione degli ticket che sono i più alti, massimo, insomma, che si può. Dicono invece che la Lega mette come le mani in tasca dei cittadini, taglia le tasse a favore dei ricchi, di chi ha di più, lascia le briciole ai ceti popolari e poi si riprende e poi scarica questi tagli delle tasse sui ceti popolari che si vedono aumentare gli affitti nelle case popolari e pagano questi ticket altissimi. Ultima cosa, noi crediamo che questa pandemia abbia determinato una crisi non congiunturale, una crisi che non sarà superata nel breve periodo e che chiede una trasformazione profonda della nostra società, perché la ripresa sulle basi per cui prima, diciamo così, il Veneto conosceva un continuo sviluppo del settore turistico o delle esportazioni, non c'è e non ci sarà più nella stessa vita. Questo lo dicono, cioè sono i fatti che lo dicono. Quindi diventa centrale l'intervento pubblico, soprattutto nei settori, tutti i settori che sono stati trascurati, dalla sanità alla scuola, perché anche la sanità nel Veneto ha subito tagli pesantissimi, che ne dica Zaia, nei 25 anni che ha governato la destra e la Lega nella regione sono stati tagliati molti servizi territoriali, molti ospedali, sono stati ridotti pesantemente i letti di terapia intensiva, si è favorita la privatizzazione della sanità. E intanto su questo noi diciamo che bisogna tornare a investire in maniera importante, così come nella scuola, nei servizi sociali, nella cultura, e diciamo anche che deve essere dato a tutti quelli che si trovano senza lavoro, senza possibilità di un reddito sufficiente per vivere, deve essere garantito un reddito di dignità, un reddito che gli permetta, diciamo così, di avere una vita dignitosa. Noi crediamo che queste proposte, cioè dell'intervento pubblico, del sostegno al reddito, eccetera, siano, e questo è importante, anche la base per una ripresa dell'unico mercato che oggi può ridare un po' di fiato alle attività artigianali, commerciali, piccole attività commerciali e artigianali, il mercato interno. Se la gente non ha soldi in tasca, non sarà possibile nemmeno la ripresa di questo tipo di attività. Quindi il nostro discorso è anche rivolto a questi settori sociali che vivono pesantemente questa situazione di crisi e ai quali noi diciamo che la risposta alle loro esigenze, alle loro necessità passa anche e soprattutto in questa fase attraverso la crescita dei redditi, dei salari, insomma, delle persone che sono oggi in difficoltà, che sono tante
e saranno un numero enorme in autunno. Coalizione civica. Non ha aderito al progetto, ci sono molti esponenti, eccetera, parte di coalizione civica, altri non l'hanno condivisa perché Non ha aderito in toto. non ha aderito come non c'è un'adesione ufficiale, no, questa è una narrazione fasulla. L'assemblea di coalizione civica ha deciso di non aderire al progetto dopo che Lorenzoni si rappresenti come esponenti di quella, è un altro discorso, cioè, glielo dico io perché a quell'assemblea ho partecipato. In ogni caso questi sono dettagli di poco significanti. Il punto politico è che sostanzialmente quella la lista Lorenzoni, oltre a essere in alleanza con il PD, fa una battaglia sostanzialmente molto moderata sui temi del Veneto e fa una serie di discorsi sul tema del consumo di suolo e su altro che per quanto riguarda la vicenda amministrativa padovana sono in netta contraddizione. Cioè si predica bene e si razzola male. Il problema è esattamente. Siccome noi siamo gente che quando dicono una cosa è esattamente quella e non un'altra, è chiaro, se diciamo no al consumo di suolo, votiamo il Consiglio Comunale contro il consumo di suolo, lo facciamo anche a mano. Se siamo contro un'idea parlo, ci sono state le vicende dell'ospedale, del Juan Marlene, sono ieri. L'ospedale conosco, l'altro c'è una nostra valutazione sull'alleanza col PD e sulla stessa figura di Lorenzoni che non sono compatibili con una nostra visione di coerenza sulle proposte programmatiche che riguardano lavoro, l'ambiente, quello che abbiamo detto. Quindi non è un'antipatia che ci divide, a noi non ci interessa, è come quando ci dicono, ma perché anche voi non andate non siete con noi contro Zaia? Il problema per noi non è Zaia, è quello che Zaia rappresenta. Se Zaia rappresenta l'autonomia differenziata alle grandi opere e tu stai sull'autonomia differenziata alle grandi opere, il mio problema non è solo Zaia, sei anche tu. Dopodiché voi dividete sempre la centro-sinistra. Noi siamo la sinistra radicale, non c'entriamo un tubo col centro-sinistra, non esiste questo più. Di sinistra là dentro non c'è niente. Cioè non riuscite mai. No, non ci siamo capiti, siamo un'altra. Noi non siamo il centro-sinistra, noi siamo una costola del centro-sinistra, noi siamo la sinistra, cioè è una cosa diversa, lo siamo in coerenza sui nostri contenuti programmatici. Cioè noi non è che possiamo stare con chi ha fatto il Job Act, con chi sta con l'autonomia differenziata, sta con la grande opera, perché caso con chi ha firmato, ha approvato che il comunismo uguale al nazismo. Anche quello, ma insomma non è il punto su cui stiamo discutendo adesso è che nel Veneto noi non possiamo stare, siccome siamo contro Zaia e siamo quindi contro le grandi opere, contro l'autonomia differenziata, non possiamo essere che alternativi anche al centro-sinistra. Chiaro? Cioè non è una questione, noi abbiamo una cifra che ci contraddistingue, la coerenza fra quello che diciamo e quello che facciamo. Noi ci chiamiamo solidarietà. Solidarietà, noi non è che è una parola così, noi abbiamo gli sportelli sociali in tutto il Veneto che sostengono il diritto alla casa, che hanno organizzato la lotta sugli sfratti. Non è che diciamo ambiente così. Nel nostro consigliere provinciale ancora nel 1995, compagno Ceretta, denunciava l'inquinamento delle acque nella provincia di Vicenza ancora 25 anni fa, e nessuno ha fatto niente per 25 anni fin quando non c'è stata la rivolta delle donne, delle mamme mafasse. Noi stiamo dentro questa storia qua, non ci sono altre storie così. La coerenza tra quello che si dice e quello che si dice costa caro.